Buongiorno a tutti, grazie. Io credo che davvero questo lavoro avviato dal segretario, dal Partito Veneto, sia un lavoro molto prezioso, prezioso per il Paese, prezioso per il partito, perché, consentitemi l'unica annotazione da dirigente del partito, noi ambiamo ad essere il partito del lavoro, ma rappresentiamo meno di altri partiti i lavoratori. E questa contraddizione va in qualche modo affrontata. C'era una analisi fatta, mi pare, da SVG, che qualche mese fa guardava la composizione del voto del PD. La cosa abbastanza significativa è che noi eravamo addirittura un po' sopra la media nella rappresentanza rispetto a fatto 21% come media, noi eravamo qualcosa sopra, e mi ha sorpreso non poco, tra i professionisti, appena qualcosa sotto tra gli imprenditori, intorno al 18%, molto molto sopra tra i pensionati, crollavamo nel lavoro operaio e nei disoccupati. E questo dato credo sia un dato che di per sé apra, diciamo, un congresso. Ecco. Dopodiché voglio sottolineare due cose. Uno, consentitemi una certa rivendicazione di come la crisi fino a qui è stata gestita, e voglio dirlo senza damnatio memorie da questo e dal governo precedente, perché il dato complessivo è un dato che ha difeso la capacità produttiva del Paese. A differenza della crisi precedente, la tenuta c'è stata, e questo è un dato di fatto, non era scontato, è frutto di iniziativa politica, è frutto del fatto che a livello europeo c'è stata una risposta oggettivamente diversa, ma voglio dirlo anche del fatto che quella risposta è stata costruita anche dall'iniziativa politica del nostro Paese. Noi non dobbiamo mai dimenticare le prime dichiarazioni della von der Leyen e della Lagarde all'indomani dell'esplosione del virus, e poi la posizione che via via maturata sulla base dell'iniziativa della Francia, dell'Italia e della Spagna, perché questo è un dato storico che non va rimosso, perché poteva anche andare in un altro modo completamente diverso. Come andrà oggi lo vedremo, ma intanto possiamo dire che questa partita è stata giocata, ed è stata giocata meglio della precedente, direi bene. Oggi succede una cosa, mi sembra evidente dagli interventi di oggi, dagli incontri che ho fatto. Io ve la racconto così. L'altro giorno sono stato a Bucarest, in Romania non si trova forza lavoro, incominciano ad arrivare degli asiatici per far fronte alla tensione su questo fronte. Contemporaneamente la popolazione rumena in Italia, il Veneto ha un forte interscambio con la Romania, è scesa di quasi 100.000 unità, perché i rumeni incominciano ad andare dall'Italia alla Germania e all'Inghilterra, dove trovano salari più alti. Che cosa sta succedendo? C'è l'impatto, mi sembra che Anastasia nella sua relazione l'abbia sostanzialmente detto, c'è l'impatto della curva demografica sul mercato del lavoro. Poi c'è tutto il resto, le competenze, poi c'è il tema del mismatch, di come sappiamo reagire, dei tempi di reazione, eccetera. Ma è chiaro che chi ha raccontato in tutti questi anni che c'era un piano di sostituzione etnica e che l'immigrazione era il principale problema italiano, oggi deve inventarsi qualcos'altro, e si inventa il reddito di cittadinanza, che è oggettivamente come dire, da aggiustare. Ci sono tante cose che non funzionano, ma le quantità non stanno insieme. Ecco. I numeri del Veneto lo dicono con grande chiarezza. Se anche tutti i redditisti fossero occupabili, non avremmo risolto il problema. I redditisti non sono tutti occupabili per tante ragioni, perché sono anziani, perché sono donne anziane, perché e quindi in alcuni settori sicuramente non possono essere occupabili, perché hanno un grado di istruzione che non gli consente neanche di accedere ai percorsi di formazione. A me colpisce sempre molto vedere che ci sono trentenni in questo paese, qui si apre il tema della dispersione scolastica, trentenni in questo paese che non hanno la quinta elementare, il 5% dei redditisti è così, e quindi raccontare che quello è il problema è un modo di
è un modo di nascondere l'enormità di quello che sta succedendo. Al quale, oltre alla curva demografica, va aggiunto un fatto che secondo me dovremmo avere più frequentemente al centro del dibattito, che è il flusso migratorio dall'Italia verso gli altri paesi. Non soltanto più di manodopera iperqualificata, di scolarizzazione molto alta, di preparazione tecnico-scientifica, ma anche di quadri, anche di lavoro operaio, anche di camerieri semplicemente. Facciamo i conti con questi dati di partenza. Poi dopodiché voglio dire una cosa, lo dico qui, noi abbiamo nella legge di bilancio introdotto delle norme che da maggio inizieranno a funzionare perché anche ci sia più trasparenza nell'erogazione del reddito. Adesso da maggio, quando GOL sarà messo a terra nei piani regionali, sia i centri dell'impiego dove funzionano, sia le agenzie che potranno accedere ai dati, potranno fare le chiamate ai redditisti e dopo la seconda chiamata ci sarà il decalage ed entrerà in funzione questo meccanismo. Vedremo quanti saranno, ed è giusto che se ci saranno ci siano anche delle conseguenze. Però io credo che questo tentativo di picchiare su questo è quello che cerca di nascondere il resto. E il resto come si affronta? Anche qui lo voglio dire telegraficamente. Si affronta in due modi. Sicuramente c'è il tema, anzi si affronta in tre modi. Un decreto flussi. Mi fa molto piacere che l'abbia chiesto per primo il mio collega Ministro del Turismo. Una questione che riguarda la formazione e poi il tema della qualità del lavoro. Queste sono le tre questioni fondamentali. Perché se il lavoro diventa scarso, si tratta di capire come lo si attrae. Così come rovesciamo il ragionamento rispetto agli investimenti. Questo è il paradosso di questa fase, che dà una grande occasione, diciamolo, anche alla sinistra, se la sa cogliere. C'è un tema che riguarda la formazione. Noi stiamo facendo, credo, un lavoro importante. Sicuramente abbiamo importanti investimenti. Il titolo quinto non sempre ci aiuta, ma c'è un investimento su GOL che è un investimento importante, è stato ricordato, 4 miliardi e mezzo sulle politiche attive, l'investimento sul duale, l'investimento sugli ITS. Adesso noi stiamo facendo una cosa di emergenza su sollecitazione di grandi player, stiamo provando a fare, diciamo così, dei super ITS per adulti a livello nazionale. Li chiamo super ITS nel senso che sono costruiti così nella governance, ma sostanzialmente con dei tempi molto più brevi, per provare a immettere nel mercato del lavoro lavoratori disoccupati attraverso reskilling, lavoratori immigrati in filiere che in questo momento non riescono a trovare forza lavoro. Però poi c'è una risposta strutturale da dare sulla quale voglio tornare alla fine. C'è un tema della qualità del lavoro buono e del lavoro retribuito, e qui c'è un tema salariale. Guardate, io non lo voglio dire, faccio un ragionamento da liberista. Se i salari negli altri paesi sono più alti, la gente va negli altri paesi. Me lo potrebbero spiegare i teorici del libero mercato. E allora qui sicuramente il cuneo fiscale, va bene il cuneo fiscale, però poi se vedi che ci sono dei servizi, dei contratti che non sono rinnovati dal 2014-2015, un problema ci sarà. Qui sono molto d'accordo con le considerazioni che faceva Anastasia e metto insieme i due aspetti. Noi non dobbiamo fare la riforma del mercato del lavoro, magari anche forse si dovrebbe fare, ma non credo che ci siano esattamente le condizioni politiche per farlo, ma siccome qualcosa va fatto adesso
I temi fondamentali da affrontare sono rivedere l'apprendistato, come lo si rende più flessibile, come lo si rende più utilizzabile. Ieri sera abbiamo fatto un bel incontro a Schio su questo. Credo che ci sia lì un ragionamento molto avanzato e maturo che può essere preso anche come riferimento nel quadro più nazionale. Fatto quello, si tratta di capire anche quali forme contrattuali sono ancora compatibili con un potente investimento sul capitale umano. Nel senso che se io ti do una strada, una via maestra, posso chiudere anche qualche sentiero. Allora non è qui un problema di... Sono molto d'accordo, manutenzione, ma manutenzione significa anche probabilmente capire quanto lavoro interinale, quanto lavoro spezzato, strappato, possiamo ancora tollerare se vogliamo puntare su un modello nel quale c'è un tema di investimento sul capitale umano. Questo è il punto fondamentale, non è una questione soltanto di equità. Se gli chiedi a uno di aggiornare progressivamente le proprie competenze, non gli puoi chiedere anche di stare 3 giorni in un'azienda, 4 in un'altra, o fare 2 ore da una parte e 3 ore dall'altra. Cioè diventa incompatibile con quel tipo di modello se lo vogliamo costruire. Quindi manutenzione. Io penso che sul lavoro indipendente ci sia una riflessione ulteriore da fare e mi ricollego a un altro punto che è emerso in alcuni interventi, che riguarda la questione di rimettere al centro le politiche industriali. Perché oggi noi stiamo assistendo, dopo la pandemia e ancora di più dopo la guerra, a una enorme riorganizzazione delle catene del valore. Dove vuole stare l'Italia? Questo è un punto fondamentale. Vuole diventare un paese di terzisti o vuole mantenere una propria funzione, una propria leadership a livello industriale? E questo implica anche una riflessione su come vengono dati gli aiuti alle imprese e su quale ruolo vogliono giocare i grandi player a partecipazione pubblica italiana. Questo io credo sia un tema. Come si fanno crescere le imprese, come si riorganizzano alcune filiere, come si fa anche reshoring in un momento in cui non è più una cosa improbabile. Perché oggi io ho tanta gente che vuole andare a delocalizzare in paesi in cui non si sa qual è l'assetto geopolitico, non li vedo. E quindi in questo momento credo che ci siano le condizioni, se c'è una politica industriale, di fare un'operazione anche di riconquista di pezzi di produzione nel nostro paese. Io penso che vada messo in questo ragionamento il tema della sicurezza, perché è stato... Ah no, scusate, saltavo un punto. Dentro le politiche industriali, ora quando vedo i numeri della diminuzione del lavoro autonomo, sicuramente c'è un problema di diminuzione del capitale imprenditoriale e questo è un problema del passaggio generazionale, questo è un problema serio. C'è anche un problema però che forse noi stiamo sottovalutando, che riguarda come sta cambiando il commercio sotto l'impatto delle nuove piattaforme e quali conseguenze urbanistiche verrà a determinare questo aspetto. Nell'arco di 2 anni i consumi sulle piattaforme sono cresciuti più che negli ultimi 10 anni, la pandemia ha spinto molto in questa direzione. Questo è un altro punto, perché noi abbiamo sempre guardato, diciamo, la dimensione del terziario, del commercio, come una sorta, diciamo, di intendenza che segue la trasformazione del modello. E questo non ha mai fatto accostare il tema politiche industriali al tema terziario. Secondo me adesso una riflessione un po' più strutturata su questo punto, cioè su che cosa cambia nella rete distributiva e quindi nelle città, è una questione che non ha solo una valenza economica, anche una valenza urbanistica, una valenza di carattere sociale. Ci sarebbe molto da dire su questo, ma la metto lì soltanto come accenno. Noi abbiamo lavorato sul rafforzamento dei controlli, perché poi qualunque tipologia contrattuale si proponga, compresi i contratti pirata, si può fare peggio anche che i contratti pirata, cioè si può semplicemente non applicare i contratti. Cosa che, ahimè, succede spesso in questo paese. Questo è un dato che è poco presente nel dibattito, perché noi ora sono immedesimati eccessivamente. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro va a fare 100 verifiche, 80 sono, in 80 casi trovano irregolarità.
sul fronte della sicurezza e sul fronte della piena applicazione del contratto, perché dove non c'è nero c'è grigio. Questo hai voglia di pensare ai modelli contrattuali, e lo vogliamo dire molto francamente, questo perché non avviene tendenzialmente nel manifatturiero. La questione abbiamo provato ad affrontarla in alcuni settori, facendo delle cose molto importanti anche con l'accordo delle forze sociali. Abbiamo introdotto la congruità nell'ambito dell'edilizia come condizione per il rilascio del DURC. Sostanzialmente cosa vuol dire? Lo dico per chi non segue le questioni. Abbiamo detto, si mette nero su bianco quante persone servono per fare un palazzo. Perché io non ti rilascio il DURC se mi scrivi che c'è una persona a fare un palazzo. E questa cosa ha incominciato a funzionare ad ottobre e sta dando dei risultati abbastanza interessanti. Abbiamo subordinato il rilascio al 110% all'applicazione dei contratti comparativamente maggiormente rappresentativi. Credo che sia una strada che noi dobbiamo seguire anche in altri ambiti. Penso alla logistica. Abbiamo introdotto una norma che considero di grande importanza, anche questa forse va un po' richiamata e rivendicata, che nella riforma dell'appalto fa sì che la normativa da applicare al subappalto debba essere la stessa, sia in termini contrattuali che salariali, a quella delle imprese che hanno vinto la gara. Naturalmente questo lavoro per fare emergere il nero si fa con interscambio di informazioni, stiamo costruendo un portale, una banca dati, ma io considero che questo sia un grande, come dire, una grande risposta a degli elementi di distorsione che si sono prodotti. Poi c'è la questione, Vanessa diceva introducendo, quando non funzionano questi meccanismi aumentano le diseguaglianze, ed è assolutamente vero. Un grande strumento di riequilibrio nel corso della storia di questo paese è stata la contrattazione. Oggi la contrattazione non funziona più, o funziona peggio che in passato, per la sua efficacia e per le sue dinamiche. Nel senso che non arriva laddove arrivava prima, ci sono ambiti non sindacalizzati nei quali la contrattazione non incide, o incide poco, diciamo, ecco. I rapporti di forza fanno sì che si fanno contratti anche quando si fanno, che diciamo non sono sicuramente compatibili con il riconoscimento della dignità del lavoro. E poi c'è un tema della dinamica propria della contrattazione, del cosiddetto dumping contrattuale. E io qui voglio dirla secca, senza girarci tanto intorno. Serve una legge sulla rappresentanza. Se non si fa una legge sulla rappresentanza, io penso che la legge sulla rappresentanza si può fare soltanto attraverso il dialogo sociale, quindi io non credo che si possa imporre. Però qui serve un passo avanti di tutte le organizzazioni, perché a un certo punto si deve dire chi può stare al tavolo e chi non ci può stare, perché altrimenti uno con 20 imprese fa un contratto e mette fuori gioco tutti gli altri che applicano i contratti. E questa è una questione che noi dobbiamo porre con grande chiarezza. Io capisco le perplessità, le paure, la paura dell'invasione di campo, tutto quello che volete, però una via va trovata, perché altrimenti noi tra qualche anno ci troveremo a fare dei contratti che non servono più a niente. La seconda questione riguarda il tema se basta il contratto. E qui io sono per fare un ragionamento anche qui, diciamo, pragmatico. Pare che, diciamo così, non vogliamo buttare a mare la contrattazione. Allora il tema è come si lega il salario minimo alla contrattazione, cioè come si fa a derivare un salario minimo dalla contrattazione. E noi abbiamo fatto una proposta, devo dire che ha trovato una certa apertura su più fronti. Ora poi al di là, diciamo, della polemica pubblica, secondo me è una pista sulla quale continuare a lavorare, che lega il salario applicato a tutti i lavoratori di un comparto al contratto maggiormente rappresentativo e al trattamento economico complessivo contenuto in quel contratto. Può essere che non sia esattamente il TEC il punto di riferimento, discutiamo su quale può essere, ma questo è un ragionamento che secondo me va fatto,
perché noi se non potevamo far finta che questo problema non ci fosse e così si spiegano anche i dati con i quali ho iniziato elettorali del PD. Ma non possiamo far finta adesso quando c'è l'inflazione al 7 all'8%, perché c'hai un lavoro povero che è al 12%, rischia di arrivare al 15-16%, se lo combini con un livello di precarietà che è comunque significativo, tu hai una bomba sociale. E il tema della coesione sociale non è un tema che riguarda soltanto chi se ne fa portatore, riguarda il paese, perché un paese nel quale non c'è coesione sociale è un paese, voglio metterla dal punto di vista delle imprese, anche meno competitivo. Insisto, adesso abbiamo dato molti soldi, abbiamo dato soldi nel corso di questi mesi al TPL, faccio un esempio, e adesso sarebbe il caso che il contratto si chiudesse, perché se no a settembre-ottobre ci troveremo una forte tensione in un settore che è strategico per il futuro del paese. Io quando parlo di, non è che io ce l'ho con Confindustria, io dico ci sono dei settori nei quali ci sono le condizioni per, spingiamo nella direzione per arrivare al punto in cui si dia almeno un parziale ristoro a quello che l'inflazione sta mangiando ai lavoratori. E se no noi avremo delle persone in condizioni di povertà pur lavorando, che è la condizione, se ci pensiamo dal punto di vista esistenziale, più drammatica che si può vivere. Perché io sono un disoccupato e può darsi anche che peschi il jolly e trovi un lavoro buono. Ma se io che so che tutta la vita con quel contratto non arrivo in fondo al mese, anzi più lavoro e più divento povero, ci rendiamo conto di che cosa significa dal punto di vista della prospettiva esistenziale, della tensione sociale che si può venire a determinare. Questo è il punto sul quale io penso dovremmo tutti insieme riflettere. Lo dico perché, e qui ho aperto con una considerazione politica e chiudo con una considerazione politica, il Covid ha dato un colpo al populismo e al nazionalismo. La guerra può funzionare esattamente al contrario. Perché la guerra non provocherà una reazione omogenea e degli strumenti europei di reazione. Perché mentre il Covid ha colpito tutta l'Europa in modo uguale, alla fine l'Europa è stata costretta a costruire strumenti di reazione comuni, e invece la guerra invece sta colpendo in modo diverso. Quelli che stanno soffrendo di più siamo noi e la Germania, ma la Germania ha risorse proprie più consistenti di noi. Questo significa, e tra l'altro poi il rallentamento della Germania, come sapete bene, si riflette anche su di noi. E quindi noi dovremo avere risposte proprie, ma insomma, si capisce, no? Non si riesce a mettere un tetto al gas perché l'Olanda ha la sede dell'interscambio del gas e perché ci sono meccanismi di carattere finanziari che non consentono di mettere un tetto al prezzo del gas, per cui il paradosso è che quel meccanismo fa sì che Putin prenda più soldi di quelli che prenderebbe se mettessimo un tetto al prezzo del gas. Cioè siamo incastrati in questo momento, non c'è una risposta. A me piace molto che Borrell una volta ogni quarto d'ora dica che è vicino all'Ucraina, ma per manifestare la sua vicinanza all'Ucraina in questo momento sarebbe più utile che l'Europa, che la Commissione europea costruisse degli strumenti comuni attraverso i quali reagire allo shock che la guerra ha determinato, perché altrimenti il rischio è che noi ci troviamo due fronti, Putin da una parte e un rinascente nazionalismo e anti-europeismo all'interno del cuore dell'Unione Europea. E questo è un rischio grande. Ecco, io penso che noi possiamo lavorare su questo filone e credo davvero che anche la discussione di oggi incoraggia ad andare in questa direzione. Cioè, l'ho detto con una battuta ieri sera a Schio, ma insomma non vorrei neanche demonizzare lo strumento, però insomma se noi avessimo fatto più cose così in questi anni e un po' meno primarie da tutte le parti, ora io non ce l'ho con le primarie, forse staremo un po' meglio, ecco, la voglio dire in questi termini. Io credo che la nostra propensione a guardarci intorno debba essere rafforzata e credo che occasioni come queste siano il modo giusto per farlo. Grazie.